Prosegue per l'Italia il cammino di qualificazioni in vista dell'Europeo. Questa sera in programma la gara contro la Bosnia. A parlare in conferenza stampa è Leonardo Bonucci. Ma penso che quello che è cambiato, una cosa su tutti, è il nostro CT, che è arrivato con un'idea ben precisa da dare alla nazionale italiana e che poi di riflesso si è andata a espandere anche nel calcio italiano, perché comunque tanti giovani hanno cominciato a prendere parte nelle proprie squadre e hanno dato il loro contributo all'interno delle nazionali e non soltanto di quella maggiore. E dalla parte opposta, per la Bosnia, ci pensa Miralem Pjanic ad annunciare o dare un'idea di quella che sarà la gara contro l'Italia. Ma sicuramente non era una cosa semplice, però penso che sia l'allenatore Mancini, che ha tanta esperienza, e sia i leader di questo gruppo sono persone intelligenti, hanno saputo prendere i giovani e farli star tranquillo dopo un periodo non facile per la nazionale, perché l'Italia fuori dal mondiale non è una cosa che si vede spesso. E essere ritornata così, giocando così bene, perché giocano bene e fanno divertire, è bello vederli giocare, non era una cosa semplice. Noi li dobbiamo affrontare, sono favoriti nel nostro gruppo, ma proveremo a metterli in difficoltà. Si è conclusa la seconda edizione del torneo di sviluppo territoriale, l'iniziativa sviluppata dal settore giovanile scolastico della FIGC, grazie al supporto di Kinder più Sport, riservata alle formazioni under 14 maschili delle 50 strutture territoriali avviate in Italia dal 2015. Una manifestazione vinta dalla formazione di Colonia al Serio, che ha complessivamente coinvolto 700 giovani atleti e circa 120 tecnici, articolata attraverso delle fasi preliminari, le successive tappe interregionali e il raggruppamento nazionale disputato al Centro CONI di Tirrenia. Nel corso dell'attività c'è stato spazio anche per incontri di carattere formativo, organizzativo ed educativo, aventi come oggetto anche il valore della maglia azzurra, rappresentato dalla presenza dell'ex campione del mondo 2006 e attuale consigliere federale Gianluca Zambrotta. Credo che eventi come questi siano molto importanti, siano fondamentali per la crescita di un giovane calciatore. Il calcio unisce, fa conoscere e socializza comunque più persone, e questo credo che sia anche la parte bella di questo sport. E i giovani hanno potuto vivere in questi 2 giorni un'esperienza fantastica, e questo sicuramente per loro sarà un punto di partenza e non di arrivo. Il calcio è un gioco di squadra dove il singolo non sarebbe niente senza l'aiuto del compagno, quindi la nostra forza è stata, oltre che al di là dell'aspetto tecnico, proprio questa di essere amici dentro e fuori dal campo. Simone Pianigiani non è più il coach dell'Olimpia Milano. La società meneghina e il tecnico senese hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro. Una separazione che arriva dopo un'annata arida di successi per Milano, in cui la Supercoppa italiana, alzata ad inizio stagione, rappresenta l'unico trofeo entrato in bacheca. Il primo posto nella regular season è stato poi vanificato dall'eliminazione nella semifinale playoff contro Sassari. Pianigiani lascia Milano dopo 2 anni e dopo aver conquistato uno scudetto e 2 Supercoppe italiane.